Dopo 4 anni al comando della Legione Carabinieri Veneto, il generale Sabino Cavaliere lascia l'incarico al generale Maurizio Mezzavilla, che ha appena concluso l'esperienza di comandante provinciale dei Carabinieri di Roma. Questa mattina nella caserma di Padova la cerimonia di avvicendamento alla presenza del comandante interregionale Vittorio Veneto Giuseppe Rositani. Sono stati 4 anni intensi, intensissimi direi, in cui ho conosciuto una realtà che non conoscevo, assolutamente, l'ho conosciuta sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano. Il Veneto mi ha dato tanto a me e alla mia famiglia e noi siamo riconoscenti di aver avuto questa opportunità, siamo riconoscenti all'amministrazione che ci ha dato la possibilità di avere questa opportunità. E anche sotto il profilo professionale in questi anni abbiamo raccolto dei successi grazie all'operato dei miei collaboratori, dei miei carabinieri, veramente entusiasmanti. Quindi serberò questa pagina, questo passaggio del mio periodo professionale tra i più cari. Il generale Cavaliere lascia Padova destinato a Roma con l'incarico di vicecomandante del Comando Interregionale Carabinieri Podgora, da cui dipendono le legioni di Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria. Nel congedarsi ha tracciato il bilancio del suo quadriennio, contrassegnato oltre che dai successi investigativi dell'Arma anche dalla costante attenzione rivolta verso la rivitalizzazione delle stazioni carabinieri e la qualificazione dei reparti. Sotto il suo comando sono state realizzate 14 nuove sedi per stazioni e compagnie e l'istituzione di 4 nuovi reparti, a cui si aggiungerà presto un quinto nel Vicentino.